si rischia di arrivare al momento clou, e cioè al momento delle elezioni, senza un candidato e con un candidato magari fatto piovere dall'alto, e la fine che si fa in questo caso la conosciamo già e non vogliamo che accada nuovamente. Non è mai troppo presto per iniziare il dibattito che dovrà portare al candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Venezia. Secondo Giovanni Andrea Martini, di Tutta la città insieme, almeno questa volta bisognerebbe che il centro-sinistra iniziasse a muoversi per tempo. Noi riteniamo che le primarie siano uno strumento fondamentale per la democraticità anche dell'espressione popolare. Il mantenimento di un distretto sanitario forte al Giustiniane, della residenzialità nel complesso di San Pietro di Castello, che rischiava di diventare un altro albergo, dimostrano secondo Tutta la città insieme come sia possibile vincere battaglie politiche attraverso un'alleanza stretta con associazioni, comitati e movimenti. La città viene vissuta laddove vengono garantiti dei diritti essenziali: il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla casa, il diritto alla sicurezza. Secondo Tutta la città insieme, Brugnero ha vinto le elezioni puntando sul tema della sicurezza e invece ha lasciato una città più insicura e desertificata. Ed è solo uno dei problemi irrisolti da cui ripartire attraverso un patto coi cittadini. Venezia, che era una delle città esenti per antonomasia, è diventata una delle città più inquinate in Italia. I nostri canali sono diventate delle autostrade senza controlli, non c'è la possibilità di uscire tranquillamente con le barche a remi, ma anche con le barche semplici delle famiglie. I temi del Lido sono due, in definitiva: l'ospedale e anche la viabilità, che sta peggiorando sempre di più per via del turismo che aumenta, per via delle biciclette turistiche che aumentano. La gente un pochino dopo un po' pensa di avere il diritto di ottenere qualcosa senza lotta, invece bisogna andare per strada con cartelli.